Il terzo derby piemontese della stagione va alla Igor Gorgonzola Novara, che in 2 ore e 3 minuti di gioco ha la meglio su un'ottima Bosca San Bernardo Cuneo. 3-1 il risultato finale, con il match che ha vissuto lunghi tratti di equilibrio. Nel primo set le due squadre se le danno di santa ragione, punto su punto rispondono con gli attacchi dei due opposti Brakocevic e Vanecke. Siamo 22-22 quando Cuneo ha la meglio, Novara resta ferma sul posto e con un break di 3-0 le biancorosse si aggiudicano meritatamente il parziale 22-25. Il secondo set vede il moto d'orgoglio dell'Igor Volley, che comincia alla grande con un parziale di 7-0. La lenta risalita di Cuneo non porta a nulla, con le azzurre che chiudono 25-18 il set meno combattuto della partita. Il terzo parziale è una fotocopia del secondo, ma a campi invertiti. Le biancorosse partono forte registrando un 4-0, ma le ragazze di Barbolini costruiscono una lenta rimonta che le porta a impattare sul 21-21. Il finale è da cuore in gola. Novara ha 3 set point per chiudere, ma Cuneo ricuce lo strappo 24-24. I nervi saldi dell'Igor Volley però emergono e anche il terzo parziale si colora di azzurro 26-24. Anche il quarto set vive di tanto equilibrio. Le squadre si danno da fare in tutti i fondamentali e nessuna dà l'idea di essere superiore all'altra. Novara firma il break fondamentale sul 21-19 con Chirichella e compagne che proseguono regalandosi 2 occasioni per chiudere la partita. Cuneo annulla la prima palla match, ma non può nulla sul diagonale di Courtney, 25-23 e 3-1 per Novara. La top scorer del match è Jovana Brakocevic, che chiude la partita con 24 punti a referto. Non è da meno Lise Vanecke, trascinatrice delle sue con 23 punti. Una nota di merito però va a Micah Hancock. Con 10 ace l'americana registra il record di punti in battuta in un solo match, superati i primati di Hailey Spellman e Valentina Zago, che resistevano rispettivamente da 6 e 9 anni. Novara prepara ora il match in casa della Banca Valsabina Millennium Brescia, mentre Cuneo va incontro alla sfida tutt'altro che facile contro la Savino del Bene Scandicci. All'andata le biancorosse conquistarono una straordinaria vittoria per 3-1 e l'intenzione non può che essere una: provare a ripetere il colpaccio.